Miss Topolini è stato il secondo casting ad esplodere. Eravamo in più di 1000, si fa per dire, ma tra miss, mister, amici, parenti e curiosi abbiamo intasato il terzo piano delle torri. Scoprite attraverso le immagini e le interviste fatte dal solito pazzo Mr. Rocco e dalla bellissima Nicole le prime miss iscritte in questo casting. Ne vedrete delle belle! Prima parte. Ben ritrovati, secondo casting per Miss e Mister Topolini, quelle Torri d'Europa insieme a Rocco, tantissimi ragazzi anche oggi. Descriviamo un po' l'ambiente e l'atmosfera della giornata. Tante belle ragazze, tanta allegria, tanta voglia di mettersi in discussione, in gioco, in quello che è diventato davvero un concorso icona per i ragazzi giovani di Trieste e di tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi l'invito è quello di partecipare. Naturalmente i casting sono tantissimi, ogni sabato fino al 16 luglio noi vi aspettiamo qui, tantissimi omaggi, regali per tutti, naturalmente ci si diverte. Assolutamente, la parola chiave è divertimento, anche perché la nostra faccia penso che lo esprime. Noi siamo felici perché ci divertiamo. Fai la faccia felice. Ci divertiamo, vi aspettiamo qua ogni sabato. Allora andiamo a conoscere quali sono i protagonisti di questo secondo casting di Miss e Mister Topolini 2011. Esatto, non dico niente. Andiamo, servizio, lo lanciamo? Lanciamolo. Lanciamo. Amici di Miss Topolini, continuiamo questa avventura che durerà tutta l'estate in quello che è probabilmente il momento più emozionante per me, ma soprattutto per le nostre aspiranti a titolo di Miss Topolini. Vi presento subito la numero 13, nome? Yorga Alina Cristina. Come avete ben capito, ha origini Romena. quindi è della Romania. Benissimo, allora qual buon vento ti porta a Miss Topolini? Perché sei venuta a iscriverti? Cosa ti aspetti da questo concorso? Un'esperienza positiva, magari l'amore, visto che abbiamo il Mister Topolini, un'esperienza di lavoro, cosa ti aspetti? Non so, voglio fare... Divertirti? Ok, quindi vuoi fondamentalmente divertirti. Bene, è una ragazza molto carina, molto alta. Tra l'altro mentre noi parliamo ci sono 3-4 amiche con le macchine fotografiche che la stanno fotografando, quindi sei venuta in compagnia, le tue amiche ti sostengono, vero? Sì. Bene, bene, bene. Senti, quanti anni hai? 17. 17 anni, bene, allora benvenuta a Miss Topolini, in bocca al lupo e niente, ecco, stiamo inquadrando le tue amiche che sono rimaste congelate. Allora, senti, quella è la telecamera, adesso anche per te l'opportunità di fare un saluto, dire quello che vuoi. Sì. Saluto tutte le mie amiche, Anna, mia zia, In bocca al lupo. Happy. Continuiamo amici la nostra rassegna di bellezza qui nella seconda giornata di casting a Miss Topolini. Vi presento subito la numero 14, nome? Anastasia. Anastasia, che bel nome, una ragazza molto giovane ma molto determinata, perché gli ho fatto proprio prima di essere intervistato una domanda se era emozionata, in realtà lei mi ha detto assolutamente no, perché io già ho esperienze di teatro, quindi sono già molto spigliata. Complimenti. Grazie. Ti va di parlarmi di questa esperienza del teatro? Cosa fai? Qual è il tuo sogno a questo punto? Sì, allora avevo già fatto con Anna Falcone delle cose nel Teatro Cristallo, nel Teatro Miela, nei vari teatri di Trieste. Avevamo un ruolo, lei di protagonista, io da coprotagonista, diciamo. Ho capito, va bene, quindi comunque hai avuto già contatti con il pubblico. Sì. Bene, allora senti Anastasia, come mai ti sei iscritta a Miss Topolini? La speranza è fosse quella di aprire una carriera come nel mondo della moda o proprio anche nel mondo del teatro, magari che questo può servirti come esperienza per riassestare sempre i tuoi equilibri interni, beh, che bella parola che ho detto, i tuoi equilibri interni, vabbè insomma ci siamo capiti. Sì. Allora l'ho fatto per quei due motivi e l'ho fatto anche per, diciamo, gioco, svago, perché ci si diverte. Hai detto una cosa bellissima, qui ci si diverte.
Tra l'altro tu sai che c'è l'iscrizione anche ai mister. Sì, Tu sei fidanzata? sì. Oh, quindi niente, allora sei già tranquilla da quel punto di vista là. Allora, senti Anastasia, in bocca al lupo. Grazie. Oh, continua con questa determinazione, però anche per te l'opportunità di guardare la telecamera e salutare tutto il pubblico di Miss Topolini. Ciao, ciao. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make. Cari amici di Miss Topolini, voi sapete che il mio compito è quello di essere un po' il rompiscatole della situazione, infatti io da buon rompiscatole mi metto dietro le nostre aspiranti al titolo di Miss Topolini, che queste ragazze qua non sono qui per ordinare un etto di prosciutto o di mortadella, ma sono qua per iscriversi giustamente a Miss Topolini. Quindi io ero già rapito da questo occhio azzurro. Per favore zoomiamo l'occhio azzurro. Guarda, sta facendo l'occhio, sembra un Lessi, si è messo in posizione reale. Va bene, dai, nome, ragazze? Sara? Valentina. Oh, Sara e Valentina sono qua in fila, quindi saranno anche loro protagoniste di questa seconda giornata di casting qui a Miss Topolini. Siete emozionate? Abbastanza, sì. Parecchio. Oh, avete mai avuto esperienze nel ramo di qualche concorso televisivo? Mai. Mai, quindi proprio è l'esordio assoluto. Beh, allora sicuramente in bocca al lupo, incrociamo le dita. Io vi do un consiglio, cogliete l'occasione, no? Per iniziare ad allisciare, a catturare, a coinvolgere la tifoseria, il pubblico di Miss Topolini. Quindi fate i saluti, fate un saluto particolare, salutate tutto il pubblico che vi seguirà. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Party rock. Party rock. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you. Continuiamo in uno dei momenti più emozionanti di Miss Topolini per me come presentatore, ma soprattutto per le nostre aspiranti al titolo di Miss Topolini. Vi presento subito la numero 16, nome? Sara. Sara, che bel nome Sara. Parlavamo appunto del numero, ti è stato assegnato questo numero 16, ma mi pare di capire che non è il tuo numero fortunato. No, non è il mio numero fortunato. Il tuo numero è il? È il 3. Oh, il 3. Come mai il 3? C'è qualche episodio legato a questo numero in particolare? Ma no, principalmente no, ma è un numero perfetto, quindi... Ah, quindi giusto, bene, giusto. Allora, tu come ti senti? Perfetta? Descriviti un po', insomma, raccontati per gli amici che ti stanno guardando e che magari si saranno già innamorati dei tuoi occhi. Ma a dire la verità sono molto timida, anche se magari non può sembrare, però cerco molto di esternare quello che provo. Quindi cerchi di camuffare la tua emozione, capite? Che segno zodiacale? E l'Ariete? Oh, l'Ariete, va bene, però sei anche una persona passionale, determinata. Certo, molto determinata. Ok, allora, senti, sogno nel cassetto, doveroso dirlo per una ragazza di 18 anni, credo. 18. E il mio sogno è diventare una ballerina. Di? Balli latinoamericani. Oh, io so che sei già una pluricampionessa del mondo di... Magari. Vabbè, oh, non si sa mai, insomma, se questo è il tuo sogno te lo auguro. Anche per te la telecamera di Miss Topolini, tutto il pubblico di Miss Topolini ti sta guardando, è numerosissimo. Puoi salutare, dire tutto ciò che vuoi. Sì, voglio salutare la mia migliore amica che è qui con me, Valentina, e il mio ragazzo Marco. Ciao. In bocca al lupo. Crepi, grazie. You've indicated your interest. I'm educated in sex, yes, and now I want it bad, want it bad. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my whole body. È una seconda giornata di casting davvero bellissima, bellissima, come la nostra aspirante Miss numero 15 dal nome Valentina. Oh, Valentina, che bel nome, bella ragazza, molto alta, alta 2,8 m, vero? Sì, circa, sì. Dico 2,8 m così la gente pensa allora Rocco sarà minimo 2 metri, no? Giusto. Oh, va bene. Senti, allora Valentina, qual buon vento ti porta qui a Miss Topolini?
Per gioco, così con la mia amica, per gioco, proprio un divertimento. Sì, Bene, quindi una bellissima politica, insomma, quella di divertirsi. sì, assolutamente sì. Allora, però al di là di questo io sono anche curioso di conoscerti, no? Ecco, raccontati un pochettino, in poche parole, chi sei e cosa fai, perché sono convinto che gli amici, insomma, desiderano saperlo. Io studio al Liceo Scientifico Galilei, pratico la pallacanestro e alleno anche i bambini piccolini. Mi piace uscire con le amiche, divertirmi e con il mio ragazzo. Oh, ai, vedo tutti mister, no, distrutti, quindi ragazzi non c'è niente da fare. Allora, fidanzata, felicemente, bene, allora, sogno nel cassetto, Valentina. Ma non ne ho uno in particolare, viaggiare molto, mi piace molto viaggiare, conoscere nuove persone, però niente di... non ho una meta fissa. Ho capito, senti, una domandina così, l'ultima domandina curiosa, sei golosa? Sì, Il tuo piatto preferito, dolce, salato, indifferente? la pizza. La pizza come? Margherita. La margherita, la vera pizza. Margherita, giusto. Va bene, allora, telecamera di Miss Topolini, quindi questa grande opportunità di poter salutare, dire tutto ciò che vuoi. Saluto il mio ragazzo Antonio, la mia migliore amica Sara e mia sorella Roberta. E in bocca al lupo. Crepi. Switch up. I just can't switch up.